Tony Capozzo, stasera a Trevignano con Vite di confine. Ci puoi parlare un po' del libro e di cosa parlerai stasera? Credo che parleremo della situazione internazionale in questo momento, perché il libro racconta delle storie di confine, ma oggi i confini sono anche su tavoli importanti e decisivi per la pace, come quello che fra poche ore si aprirà a Istanbul, in Turchia. Io racconto le storie del confine poco lontano da qui, il confine orientale, Gorizia, Trieste, ma oggi quel confine è il confine più aperto del mondo. Ci sono Gorizia e Nova Gorica sono capitale europea della cultura insieme, è la prima volta che avviene qualcosa di questo tipo scavalcando un confine. Questo è stato possibile grazie purtroppo alle tragedie dei secoli scorsi. Ci hanno insegnato la saggezza, si può convivere, è meglio per tutti da una parte e dall'altra del confine. Una lezione che dal Medio Oriente all'Ucraina deve essere ancora imparata. Grazie.